Buonasera a tutti, benvenuti all'Asso di Bastoni. Per questa conferenza di questa sera io sarò brevissimo e presenterò il nostro ospite, l'avvocato Marco Mori, che già conoscete, è già stato qui presso di noi, è volto noto, anche con apparizioni in televisione, insomma, diciamo che un po' la nostra voce l'hai fatta sentire, dai. Hai rotto le scatole a qualcuno e questo è già un gran risultato per noi poter far uscire la nostra voce così potente e con cose molto sensate da dire. Ecco, presenta questa sera la sua nuova opera che ho qui con me, che troverete poi anche al banco eventualmente chi fosse interessato e non l'avesse ancora acquistato. La morte della Repubblica, gli Stati Uniti d'Europa, opera dal titolo eloquente, opera tra l'altro edita da Altaforte Edizioni, quindi una casa editrice che va sostenuta in particolar modo, e poi in particolare con questo titolo, poi vedremo, noi sentiremo dalle sue vive parole un'analisi politica. Ecco, mi piace introdurre in questo modo un giurista che attua nella sua opera, poi lo sentirete anche parlare appunto, un'analisi politica ed economica, cioè questi aspetti, l'aspetto giuridico, politico ed economico sono strettamente connessi. Sempre quando si parla di politica questi tre percorsi vanno insieme. Per spiegare il nostro momento attuale, quindi la morte della Repubblica, il problema degli stati sovrani che sovrani più non sono, fino a rischiare di non essere più stati in quanto tale, perché la loro essenza viene negata dal momento storico attuale, dalla piega che stanno prendendo gli eventi. Gli eventi prendono una piega perché sono gli uomini che gliela fanno prendere, ovviamente, contrariamente alla teoria dell'ineluttabilità di certi eventi, come ad esempio l'immigrazione di massa e tutto il resto, che ci vengono, la formazione degli Stati Uniti d'Europa, che sembra quasi un qualcosa che ci debba calare inevitabilmente sulla testa senza che i popoli possano dire o fare alcunché. Su questo noi abbiamo molto da dire, noi siamo portatori, insomma, di un'idea forte e assolutamente contraria a questo tipo di discorso. Dicevo, analisi di un giurista, analisi politica ed economica. Qui siamo a casa Pound, a casa di Ezra Pound, quindi Pound ci insegnava, Pound lo cita tra l'altro molto opportunamente e giustamente anche Mori nel libro che presentiamo stasera, ma che diceva appunto inutile fare politica se non capiamo anche l'economia, quindi la funzione della moneta, il problema della sovranità monetaria, che è tema di pressante attualità. È inutile che parliamo di politica se non capiamo anche l'economia. Questo non vuol dire sicuramente nella nostra visione del mondo sovraordinare l'economia rispetto alla politica, no, ognuna di queste cose ha il suo posto e sicuramente l'economia deve essere regolata dalla politica, ma la dobbiamo conoscere, perché se no non capiamo cosa sta succedendo, non capiamo come possiamo operare, come possiamo, quindi nella fase attuale, come possiamo tornare ad essere, io chiedo proprio a Marco Mori, possiamo tornare ad essere uno Stato sovrano. Un'altra domanda che mi viene da porti, forse è un po' retorica perché la risposta, conoscendo anche le sue posizioni, ma la possibilità dei popoli, di una riscossa dei nostri popoli, può passare anche attraverso le istituzioni europee esistenti? Chiudo solo dicendo questo e poi vi passo subito la parola. Questo libro contiene anche una bellissima prefazione di Simone Di Stefano. Un altro tema bello da mettere in campo è proprio questo, cioè il nostro mondo tradizionalmente è sempre stato fautore di una Europa unita, cioè l'Europa come
identità europea, quindi la storia comune dell'Europa, il blocco europeo in una visione anche geopolitica moderna, calata nell'attualità, non è pensabile non tenere conto dell'unità, della comunione di interessi degli stati e dei popoli europei. Però questo non vuol dire piegarsi supinamente alla logica dell'Unione Europea, sono cose ben diverse, sono due idee, due visioni del mondo totalmente diverse. Questo tema Simone nell'introduzione, nella prefazione lo pone in termini chiari, precisi, e poi c'è tutta l'analisi di Marco Mori, l'oggetto di quest'opera, che secondo me può rispondere anche bene a questa domanda. Detto questo, come promesso gli cedo subito la parola e vi invito a fare un grande applauso al nostro Marco Mori. Vi ringrazio voi di essere qui stasera, è la seconda volta che vengo qui, mi fa molto piacere, e vi ringrazio sempre per l'affluenza numerosa. A tutti gli eventi di Casa Pound vedo sempre grande partecipazione e questo fa davvero piacere. Dopo aver girato varie sedi, devo dire che raramente si trova l'attenzione e la conoscenza che trovo spesso nei militanti di Casa Pound e in altri partiti. Non avevo mai visto una competenza simile, solo qui c'è veramente attenzione su quelli che sono i temi chiave che stavi spiegando anche molto bene poco fa. Allora, se riesco con i miei potenti mezzi tecnici, adesso mi si è pure spento il cellulare perché avevo poca batteria, magari lo facciamo, volevo farvi ascoltare quello che ha detto Paolo Savona ieri sera. Non so se avete visto la trasmissione Povera Italia, dove se n'è uscito con una dichiarazione a mio avviso agghiacciante. Ve la faccio sentire da qua. Allora, solo un secondo, vai sulla mia pagina, Avvocato Marco Mori, volevo farvela sentire perché è davvero importante. Cioè, in pratica Paolo Savona era stato ritenuto da molti sovranista perché aveva tirato fuori il famoso discorso del piano B, no? Piano B a cui avevo anche partecipato nella redazione, avevo scritto alcune slide giuridiche. In realtà Paolo Savona non è mai stato un sovranista. Paolo Savona è un convinto fautore di quelli che sono gli Stati Uniti d'Europa. E non ha mai avuto altre posizioni, evocava il rischio di una rottura dell'area euro, eccetera, ma non è mai stata quella la sua scelta. Lui anche a settembre è stato molto chiaro in una comunicazione ufficiale, lettera che ha mandato a titolo e a nome della Presidenza del Consiglio a Bruxelles, indicando quelle che sono le soluzioni italiane a questa situazione attuale in Europa. Sulla mia pagina quello qua. Allora, ve lo faccio sentire un attimo così. Massimo. Il problema si risolve creando l'unione politica, cioè creando uno Stato, che era l'idea di Ciampi molto chiaro, e anche di Carli, il più emotivo, il più passionale su questo punto era Ciampi, che continuava a ripetere che l'Europa era zoppa. Era zoppa da che cosa? Avevamo una moneta importante, però, che poi è diventata la seconda moneta mondiale. Scusi, ma non siete il governo sovranista, adesso siamo agli Stati Uniti d'Europa. Che cosa porta? Il sovranismo è causa o effetto di questo di cui stiamo parlando? Quindi lo eliminiamo se risolviamo le cause, come io ritengo, o direi è l'effetto del fatto che c'è un certo immobilismo. Spero che i gruppi dirigenti lo capiscano. La reazione che noi abbiamo avuto nel paese, in cui vecchi gruppi dirigenti sono stati mandati via, a un certo punto è stata una reazione popolare di insoddisfazione, quindi ha deciso di cambiare, creando un vero problema di transizione. L'Italia è diventato un grosso laboratorio politico dove si stanno facendo esperimenti che altri hanno già fatto. Quando c'è la sovranità non serve più il sovranismo. Ecco. Cioè, più chiaro di così non poteva essere. Cioè, il suo obiettivo è abbattere il sovranismo. Cioè, in particolare ci sta dicendo che il suo obiettivo è abbattere l'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. Io sono tra le persone che non ha mai apprezzato la definizione sovranista, perché la sovranità è uno degli aspetti della nostra Costituzione. La sovranità è centrale per l'esistenza di uno Stato. Uno Stato esiste, lo ricordo tutte le volte,
tra i suoi elementi fondanti di popolo, territorio e il potere di imperio di quel popolo sul suo territorio. Questa è la sovranità che nell'articolo 1 della nostra Costituzione viene consegnata nelle mani del popolo italiano. Quindi sentire un ministro che chiede espressamente un'unità politica e che dice che bisogna sconfiggere l'idea della sovranità significa sentire parole assolutamente eversive. La forma repubblicana, articolo 139 della Costituzione, non è soggetta a revisione, quindi è definitiva. Non è possibile quindi cancellare la Repubblica Italiana, perché ricordiamocelo, creare gli Stati Uniti d'Europa significa mettere fine necessariamente alla forma repubblicana nel nostro paese. Ecco, ovviamente temo che molti degli elettori di Lega e 5 Stelle che hanno scelto quei partiti pensando che ci condurranno fuori dalla zona euro e dall'Unione Europea non ascolteranno queste parole che chiaramente sono passate in seconda serata, però direi che non sono soggette a interpretazioni possibili, insomma è stato chiarissimo. Io nel mio libro avevo scritto questo con un largo anticipo. Perché l'avevo scritto? L'avevo scritto sia perché conoscevo determinate persone, sia perché le scelte politiche erano già state inserite nei programmi. Lo stesso programma di governo era chiarissimo nel dirci che il loro obiettivo era aumentare, era testuale, la capacità decisionale dell'Unione Europea nelle materie di sua esclusiva competenza. Quindi già avevamo un cenno verso un'ulteriore cessione di sovranità. Si parlava nel contratto di governo di cittadinanza europea. Se c'è una cittadinanza europea c'è anche uno Stato chiaramente europeo, non può esserci un cittadino senza Stato. Ma più di tutto, in questo modo noi andiamo assolutamente a distruggere tutto quello per cui abbiamo combattuto. Siamo a un passo dalla fine dell'Italia, perché questo significa. Ci viene detto, ovviamente, in questa fase che ci sarà data una carota per questa scelta, no? Le ultime cessioni di sovranità avvengono in cambio della fine delle politiche di austerità, ma era fin troppo ovvio seguire questo percorso. L'austerità per definizione non era il fine, l'austerità era un mezzo per raggiungere un fine, ovvero attraverso la crisi causata da norme giuridiche si voleva spingere i popoli ad accettare l'idea di perdere il proprio Stato, di rinunciare a quel senso d'appartenenza nazionale che ci aveva da sempre caratterizzato. Questa era la funzione dell'austerity ed è una funzione che, per esempio, Mario Monti, l'avevo scritto nel mio primo libro, una sua frase del 2011, Mario Monti aveva confessato in maniera assolutamente candida. Mario Monti diceva che le crisi, questa magari la conoscerete, le crisi, le gravi crisi, sono lo strumento per obbligarci a cedere la nostra sovranità nazionale, perché quando c'è in atto una crisi visibile e conclamata, il costo di non fare le riforme diventerebbe superiore a quello di farle e quindi noi accettiamo di andare avanti in una certa direzione, che ovviamente sono le cessioni di sovranità. Un'altra recente dichiarazione è arrivata da Weidmann, che 99 su 100 sarà il successore di Draghi alla Banca Centrale Europea. Weidmann ha detto siamo disponibili a modificare le regole europee, le regole della Banca Centrale Europea, quindi di fatto nuovamente mettere fine alla politica di austerità, ma c'è una condizionalità e la condizionalità è cedere ogni residua sovranità nazionale. Cedere sovranità nazionale oggi, oltre che essere in totale contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, che ovviamente sancisce l'appartenenza della sovranità al popolo, lo è anche con l'attuale codice penale. L'articolo 241 del codice penale fu modificato nel 2006, prevedeva espressamente l'ergastolo per chiunque avesse attentato all'indipendenza nazionale, alla sovranità nazionale, fu modificato in fretta e furia a fine legislatura dal governo di centrodestra. In allora si usò l'escamotage di affermare che questa norma, siccome puniva anche le posizioni secessioniste nei fatti, sarebbe stata potuta essere utilizzata contro la Lega Nord. A questo punto è stato detto, dobbiamo cambiare il codice penale per evitare che possano aprire dei fascicoli per noi Lega Nord che avevamo l'indipendenza della Padania fondamentalmente nello statuto. E questa fu la scusa.
In realtà la riforma del 2006 legalizzò quel colpo di Stato bianco che si era già attuato con il Trattato di Maastricht, perché in quel trattato l'Italia decise di cedere la propria sovranità nazionale in settori assolutamente chiave, come la sovranità economica e la sovranità monetaria, e tra poco spiegheremo i dettagli. Quindi si era già commesso un reato, si era già compromessa l'indipendenza nazionale. In questo modo si modificò il codice penale per cercare di salvare il salvabile. Come lo modificarono? Scrivendo che il reato si consuma soltanto se commesso con la violenza. Quindi un trattato, un colpo di penna non sarebbe più stato sufficiente per essere processati. Questo è quello che è stato fatto nel 2006. Il codice penale però ancora punirebbe questi comportamenti perché non hanno modificato tutto. Il 243 ad esempio è rimasto invariato. Il 243 è una norma che punisce anche gli accordi diretti a compiere atti ostili contro la personalità giuridica dello Stato. Che vuol dire? Cos'è un atto ostile contro la personalità giuridica dello Stato? Ovviamente è un atto che comprime l'indipendenza e la sovranità nazionale, pacificamente, cioè un'azione che va a colpire uno dei tre elementi fondanti dello Stato: popolo, territorio e sovranità. Quindi in questo modo un accordo che comprime il potere di imperio dello Stato è giuridicamente ancora oggi reato, in base a questa norma. Ecco, già soltanto questo, quindi queste considerazioni preliminari, dovrebbero evidenziare come tutto quello che stanno attuando sia radicalmente illecito, senza neppure entrare nel merito. Ma come sappiamo il merito è pure peggio, perché obiettivamente qui potremmo scontrarci con persone che dicono sì, vabbè, ma d'altronde queste norme sono state scritte in un'altra epoca, se si va verso un mondo migliore, un mondo nuovo, possiamo cambiarle, chi se ne importa. In realtà non sarebbe così, ve lo dicevo prima, la forma repubblicana era definitiva. E lo stesso Calamandrei durante l'Assemblea Costituente ne parlò, cioè ammonì gli altri rappresentanti sul fatto che scrivere così l'articolo 139 significava che se anche il 99% della popolazione avesse preso una scelta diversa dalla forma repubblicana, da lì non ci si poteva scostare e l'1% residuo avrebbe potuto utilizzare la forza per fermare gli altri 99. Questo era un ragionamento che venne fatto in Assemblea Costituente, tanto per essere chiari. Vabbè, comunque superiamo lo scoglio prettamente giuridico, d'accordo, ed entriamo nel merito. Beh, se entriamo nel merito, quello che comprendiamo immediatamente è che l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'Europa sono semplicemente il sogno della finanza anglo-americana. Questo è il concetto di fondo. Anche qui posso scomodare un personaggio che non è vicino ai ideali di destra, come Lelio Basso, che nel 1950, direttamente dal Parlamento della Repubblica, ci ricordò come l'Unione Europea sarebbe stato il trionfo della finanza angloamericana, il regno di conquista della finanza angloamericana. E questo era assolutamente chiaro. Non a caso, anche nella scorsa legislatura, i grandi progetti di riforma che sono arrivati da chi? Ad esempio la riforma Renzi, chi è che l'aveva chiesta più di tutti? JP Morgan. Quindi gruppi d'affari, banche d'affari che si impicciano delle regole di uno Stato per fare in modo che lo Stato stesso non entri più in questioni economiche. Ecco, e questo è uno dei concetti assolutamente chiave. Cioè il perché, no? Il perché di tutto questo. Qual è la ragione per cui per il potere economico è conveniente avere gli Stati Uniti d'Europa? L'obiettivo, senza complottismi, no? In modo molto chiaro, di chi detiene grandi capitali è continuare a conservarne e farne di più. Ho pubblicato qualche giorno fa, ricondividendolo da Claudio Peconte, uno dei nostri più attivi da questo punto di vista sui social per le informazioni e news, un vecchio video intervista fatta a George Soros, sapete tutti chi è. Quello che colpisce di quell'intervista è come spiega esattamente i termini del problema. Lui dice: io sono qui per fare soldi, non mi importa nulla delle conseguenze sociali delle mie azioni. Poi sono preoccupato come essere umano di quello che succede nel mondo, però non mi riguarda, io sono qui per fare soldi. Allora, il problema quindi dei grandi accentramenti di ricchezza, e per grandi accentramenti di ricchezza intendiamo soprattutto i gruppi transnazionali del capitale finanziario,
è che diventano immediatamente un potere politico. Però sono un potere politico che persegue che cosa? Il profitto. Quindi non hanno l'interesse sociale al centro. Per cui il loro problema è fare in modo che chi detiene la sovranità, nelle nostre democrazie il popolo appunto, non possa legiferare contro di loro, limitando la loro libertà d'azione in ambito economico. Mario Monti, lo dice tutte le volte, no? Insiste sempre sul concetto di economia liberale. Che vuol dire? Un'economia in cui lo Stato, cioè noi, la gente, il Parlamento, non interviene, non si interessa di disciplinare, coordinare e controllare il settore economico. Ma se io non disciplino, coordino e controllo il potere economico, il mondo diventa come il tavolo del gioco del Monopoli. Perché banalmente ci potranno volere 10 anni, 100 anni, 1000 anni, non ci arriviamo a 1000 anni comunque, ma alla fine ci sarà un competitor a livello globale che si prende tutto, che diventa tecnicamente il padrone del mondo e con la filosofia poi di dire a me non me ne frega niente delle conseguenze sociali delle mie azioni, se io devo guadagnare, quindi devo speculare spostando ad esempio i miei capitali da A a B, me ne infischio se nel paese tal dei tali milioni di persone si impiccano magari perché diventano disoccupate. Questo è il concetto di fondo. Ed era un concetto talmente chiaro nel nostro ordinamento, addirittura da essere fondante della Repubblica Italiana. Cioè la parte economica della nostra carta, che traduce il senso di una repubblica fondata sul lavoro, traduce il senso quindi del nostro modello economico e sociale, spiccatamente keynesiano, quindi non liberista, è un modello che diceva testualmente che era chiaro che noi accettavamo l'idea di avere una libertà di iniziativa economica e ci mancherebbe altro, perché il nostro impegno diretto anche a soddisfare bisogni egoistici è utile come motore di sviluppo, ma non deve mai svolgersi in contrasto con l'interesse sociale, con l'interesse della collettività. Cioè, quindi Soros ci dice, io devo speculare e non me ne frega niente delle conseguenze sociali. A noi stati deve interessare delle conseguenze sociali. Allora uno Stato, se vede che Soros sta danneggiando il suo popolo, interviene e lo ferma. E non significa che lo deve impiccare, chiaramente. Significa semplicemente che deve attuare delle regole, delle regolamentazioni, tali da impedirgli di essere dannoso per l'interesse collettivo. Keynes aveva già detto qual era il punto poi centrale, lui provò a portarlo anche alla conferenza di Bretton Woods, conferenza che fu fatta poco prima della fine della seconda guerra mondiale per disciplinare il nuovo ordine internazionale degli scambi di merci, fondamentalmente di beni, di moneta internazionale, eccetera, eccetera. In quel contesto lui invocava il divieto di circolazione dei capitali. Molto banale, se il capitale è nazionale, questi speculatori sono già fatti fuori. A un certo punto però, e questo è avvenuto soprattutto dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, si è perso completamente la bussola. Il governo americano non è stato in grado, perché nasceva spiccatamente liberista a livello ideologico, di porre in freno al potere economico, e il potere economico è diventato nei fatti il governo americano. Alla fine della seconda guerra mondiale hanno imposto a livello globale quel sistema che di fatto è servito come strumento imperialista per i loro gruppi di potere finanziario. E questo Keynes lo spiegava candidamente anche successivamente a Bretton, prima di morire, lo diceva chiaramente. Pensate che alla conferenza di Bretton fu buttato il seme per il Fondo Monetario Internazionale, che è di per sé, per eccellenza, uno di quegli organismi che fondamentalmente ricatta gli stati in difficoltà economica vengono ricattati e a quel punto, per avere ossigeno, cioè denaro poi, subiscono le condizionalità, che è una cosa che abbiamo visto accadere anche qui in Europa. Le condizionalità sono sempre riforme liberali, cioè riforme in cui si impone allo Stato di fare un passo indietro e disinteressarsi dell'economia. Vi racconto un aneddoto che è interessante, che ho scoperto mentre scrivevo questo libro, quindi l'ho inserito subito, era una cosa che non sapevo, che riguarda il nonno di David Rockefeller. David Rockefeller è il fondatore della Trilateral Commission, che è commissione trilaterale, quindi, un grande gruppo, un'associazione sindacale a volte io la chiamo, no? Però di categoria dell'alta finanza. Quindi un'associazione sindacale che ha un pochino più di potere di quello che può essere il sindacato dei metalmeccanici, tanto per fare un esempio, no?
perché è evidente che, insomma, contano parecchio di più. Da questa associazione arrivava Mario Monti quando l'hanno messo Presidente del Consiglio. Cioè lui era il Presidente europeo della Commissione Trilaterale, si dimise e diventò Presidente del Consiglio. Uno dei fondatori della Trilaterale era Kissinger, diventato grande amico di Giorgio Napolitano. Così, tanto per chiarire un attimo alcuni passaggi, no? Trichet, ve lo ricordate Trichet che firmò la famosa letterina dell'agosto 2011? Qui do per scontati un po' di fatti perché sennò stiamo qua 4 giorni, no? Ve la ricordate quella lettera? Il governatore della Banca Centrale che scrive all'Italia l'agenda politica per gli anni successivi. Tutto quello che ha fatto il nostro Parlamento da lì in poi era quello che era scritto su quella lettera. Trichet che fa? Quando finisce il suo incarico, ovviamente prende il posto di Monti alla presidenza europea della Commissione Trilaterale. Quindi qualcosina la trilaterale qui conta. Poi ci sono anche altre organizzazioni del potere economico e finanziario, ma comunque conta. E allora vi raccontavo, il nonno di Rockefeller, di David che fondò la Trilateral, era il proprietario, nei primi anni del Novecento, della Standard Oil, la compagnia che si occupava dell'estrazione e distribuzione del petrolio negli Stati Uniti. E a un certo punto, con quel tipo di attività, superava largamente in potere ormai lo stesso governo americano. All'epoca non erano imbecilli come oggi, diciamola così, e intervennero per limitare il potere che aveva accumulato la Standard Oil. E cosa fecero? La scorporarono in 34 compagnie più piccole. Il nonno di Rockefeller andò in pensione, ma voi pensate come gli potevano girare le scatole in quel momento. Perché lui perse non ricchezza, nessuno appunto gli tolse i beni che aveva accumulato, gli tolsero una posizione di monopolio e di potere politico importante. E non è quindi un caso se a livello familiare poi il nipotino va a fondare un'associazione che ha un obiettivo chiaro, fare in modo che gli stati non si impiccino più delle questioni economiche. E anche qui, prendiamo soltanto, tanto per evidenziare che sennò uno sembra, no, che vuoi fare discorsi di complottismo, ma discorsi molto pratici. Parliamo di quello che era scritto nei verbali sempre dell'Assemblea Costituente, 1947, Gustavo Ghidini, di nuovo quindi non parliamo di ambienti vicini alla destra, assolutamente, ma anzi all'opposto, che scrive nero su bianco che la seconda guerra mondiale fu causata dalle politiche liberiste e segnalava come i grandi accentramenti di capitale economico nelle mani di pochi diventavano per definizione un potere politico che a quel punto, non avendo altro fine che l'egoismo, no? il profitto individuale, come ci raccontava prima Soros, finiscono con il travolgere letteralmente le democrazie. Per cui era necessario, questo lo diceva mentre scrivevano l'articolo 42, dare una funzione sociale alla proprietà, renderla accessibile a tutti e quindi mettere limiti all'accentramento eccessivo di ricchezza. Che tradotto cosa significa? Magari sei stato anche molto bravo, sei riuscito ad arrivare a essere estremamente esteso, sei un potere economico forte, e io ti devo fermare comunque. Non è che, vi ripeto, ti cancello, ma ti fermo. Ti limito, a un certo punto il tuo ruolo, anche se sei stato il migliore, si deve stoppare. E ci sono attività di interesse collettivo che necessariamente devono rimanere in mano pubblica. Pensiamo soltanto banalmente a cosa succede a uno Stato che perde il controllo del settore energetico. È uno Stato indipendente? No, è uno Stato ricattabile in ogni momento da chi gli fornisce l'energia. E quindi in una situazione di sovranità? No, il Parlamento è commissariato da chi ti fornisce l'energia. Ebbene, questo era esattamente l'obiettivo che si prefigurava la Trilateral attraverso l'interconnessione economica tra le nazioni. Cioè io faccio in modo che le nazioni, invece che pensare di svilupparsi, produrre e consumare per i propri cittadini, inizino una con l'altra a competere solo sulle esportazioni dei loro prodotti. In questo modo le economie cominciano a diventare connesse una con l'altra. Non esiste più uno Stato che è autonomo neppure nelle cose più banali. A questo punto lo Stato perde la sua sovranità ed è ricattato dal potere economico stesso. È una condizione assolutamente semplice e banale a cui di nuovo Keynes cercava di dare una risposta quando propose il suo progetto di ordine economico mondiale a Bretton Woods. E lui aveva proprio a cuore il modello esattamente opposto a questo, cioè un modello di autarchia economica. Perché?
Lui diceva, se noi concentriamo lo sforzo in ogni nazione per il benessere delle persone di quella nazione, le condizioni di vita migliorano. Ovviamente creiamo degli accordi internazionali per cooperare in ambito di tecnologia, in ambito di merci indispensabili, di materie prime, eccetera, ma poi non ci mettiamo a lottare uno con l'altro per le esportazioni. Questo progetto porta alla pace. Se noi facciamo il contrario, torniamo in guerra come abbiamo fatto adesso. Pensate che dal punto di vista storico, post-rivoluzione industriale, il massimo livello di interconnessione economica tra gli stati l'abbiamo avuto prima della Prima Guerra Mondiale. Eppure ci siamo massacrati tranquillamente. E infatti, nel saggio breve Autarchia economica del 1933, in cui Keynes rinnega definitivamente il liberismo, perché lui nasceva con un'idea liberista fondamentalmente, come tanti di noi, è un discorso abbastanza naturale, specialmente quando è propagandato in continuazione da tutte le parti, ma poi comprese quanto fosse una sciocchezza. E allora vi spiego nel dettaglio quello che era il modello che lui propose di ordine mondiale, perché poi questa sarebbe una delle proposte da dover avanzare nelle sedi opportune, perché o cambiamo il meccanismo a 360 gradi, oppure la situazione nel mondo rischia di tornare quella del secolo scorso. E lui quindi cosa proponeva? Lui proponeva di andare ad aiutare i paesi che importavano eccessivamente, consentendo una svalutazione della loro moneta, in modo da recuperare fondamentalmente posizioni di competitività. Allo stesso tempo, però, un paese che esportava troppo, in una logica di andare a ridurre l'interconnessione economica tra stati per arrivare alla pace, un paese che esportava troppo veniva sanzionato. Quindi non sei virtuoso. La Germania oggi, nell'ottica di Keynes, non sarebbe il paese più bravo perché esporta più della Cina. No, sei un paese da sanzionare, perché tu devi smetterla di sfruttare i tuoi lavoratori per vendere prodotti all'estero, devi produrre per i tuoi cittadini. Questo è il concetto di fondo. E ve lo posso spiegare anche con un altro esempio, se vogliamo abbastanza facile, estremizzato, che però fa capire come dovrebbe essere organizzato l'ambito produttivo a livello globale. E allora immaginiamo effettivamente un governo unico mondiale, ok? Quindi oltre gli Stati Uniti d'Europa, proprio governo unico mondiale, moneta unica mondiale. In questo contesto, la produzione come viene posta sul territorio? Cioè come mettiamo la produzione, non so, di scarpe piuttosto che acciaio, eccetera, eccetera. Cioè noi produciamo le scarpe in Vietnam per chi le deve consumare a Torino? Beh, direi di no. Se hai un governo mondiale sarebbe assolutamente anti-economico, ma sotto profilo delle risorse reali che tu vai a consumare, spostare le merci in modo schizofrenico da una parte all'altra. Per cui la filiera produttiva sarebbe sostanzialmente vicina al luogo di consumo quando possibile. E quando possibile, attenzione, sempre Keynes negli anni 30 diceva che già allora a livello tecnologico era possibile produrre tutto ovunque. Già allora. Cioè, a momenti, insomma, direi che qualche progresso tecnologico da allora l'abbiamo fatto e per lui già allora era possibile comunque produrre tutto ovunque. Quindi è chiaro, e questo è il succo, che se ci fosse anche un sistema globale, comunque sia, la produzione non sarebbe ubicata in modo molto diverso da quelli che sono i confini nazionali attuali, perché fondamentalmente sono le cellule di funzionamento economico più adatte, perché comunque abbiamo anche degli aspetti geografici da considerare, no? I confini spesso sono anche su base naturale, geografica, per cui sarebbe un sistema molto funzionale che escluderebbe in toto le politiche mercantiliste. Però il modello di esportazione era fondamentale appunto per quei poteri economici per riuscire a imporre allo Stato le loro volontà. E oggi su questo, e qui arriviamo un po' al diritto, perché dobbiamo capire poi come questi concetti astratti si sono tradotti in norme giuridiche, questo è diventato il mantra dell'Unione Europea. Cioè all'interno dell'Unione Europea lo Stato non può minimamente intervenire in economia e i paesi devono attuare fra di loro politiche di forte competitività. Cioè devono scannarsi l'uno con l'altro per vendere i loro prodotti. Banalmente, se Renzi fa il Job Act
per abbattere i salari, succede che pochi mesi dopo la Francia deve fare la stessa cosa, altrimenti i prodotti italiani costano meno, i francesi si trovano più disoccupati e noi riusciamo invece a recuperare qualche occupato. E quindi andiamo a competere l'uno contro l'altro. Ed è una competizione devastante per le nazioni, porta al collasso le nazioni. Questo perché? Perché è evidente che se tanto si importa, tanto si dovrà esportare. Cioè la bilancia dei pagamenti mondiali è in pareggio. Se tu importi, io esporto. Non è che possiamo tutti esportare o tutti importare. Non commerciamo con gli extraterrestri, quindi è impossibile fare questo. Allora, se tutta un'intera zona del mondo si mette a competere solo sulle esportazioni, quest'area avrà una competizione verso il basso con costi sociali che sono sotto gli occhi di tutti. Delocalizzazioni, abbattimento dei salari, tutto questo per riuscire a competere, per avere qualche soldino in più. E qui di nuovo c'entrano le regole europee, perché come hanno fatto a metterci in condizione di cercare di recuperare 2 soldi per finanziare la spesa pubblica attraverso la bilancia dei pagamenti e quindi attraverso politiche poi di esportazione? Ovviamente ci hanno messo in questa condizione attraverso lo spoglio della sovranità monetaria ed economica, che è un aspetto centrale, perché se io avevo sovranità economica, sovranità monetaria, posso immettere moneta nell'economia, non ho bisogno di recuperare i soldi dal bilancio dei pagamenti e quindi recuperare soldi dall'estero. In un contesto in cui ho perso sovranità monetaria, noi abbiamo una banca centrale in Europa che ha il divieto di essere prestatrice limitata di ultima istanza, quindi non può creare moneta per darla agli stati, è vietato. In un contesto di questo tipo gli stati sono costretti ad ammazzarsi uno con l'altro, andando ad odiarsi ogni giorno di più, quindi a politiche che tendenzialmente portano al conflitto, non portano alla pace. Cioè io non ricordo in Europa situazioni di questo tipo, cioè ci odiamo come non mai in questo momento. Potrebbe bastare una qualsiasi scintilla per scatenare il caos. E tutto questo per queste scelte politiche, che però sono state molto efficaci nel fiaccare, e qui veniamo al discorso che facevo prima, la nostra resistenza. Cioè a questo punto, se domani mattina ci dicono è finita l'austerità, riformiamo la banca centrale, noi siamo tutti contenti, perché abbiamo la speranza di mettere fine a questa crisi ormai decennale. E questa è la chiave con cui ci vogliono poi spingere agli ultimi passaggi. E questo lo chiarisce molto bene sempre Paolo Savona nella comunicazione che ha mandato a Bruxelles a settembre, dove esplicita la posizione italiana e parla ovviamente di unione politica e dice: affinché questa unione si possa realizzare in futuro è necessario educare i giovani, oltre che istruirli, dando vita a una scuola europea di ogni ordine e grado, nella quale trovi spazio una comune cultura, mantenendo viva la coscienza dell'immenso patrimonio culturale di cui dispongono i vari Paesi membri. Fatta l'Europa si devono fare gli europei. Il perno essenziale è la scuola, come testimonia il successo presso i giovani del progetto Erasmus, no? Quindi poi fondamentalmente parla come qualsiasi pidino, cioè nulla di diverso. Poiché questa strada richiede tempo per raggiungere l'obiettivo, cioè facciamo ancora fatica a portarli negli Stati Uniti d'Europa, per far funzionare l'accordo, in particolare per rendere irreversibile l'euro, è necessaria una strategia alternativa, che rinviando i pur necessari problemi riguardanti l'integrazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, si deve concentrare nell'interpretazione degli accordi per attuare una politica monetaria e fiscale che consenta la convergenza delle condizioni di vita dei cittadini europei per rivitalizzare il consenso necessario per l'Unione Europea e l'euro. Cioè quindi a questo punto l'austerità vi ha spinto ad accettare le cessioni di sovranità. Ovviamente continuassimo con l'austerità, ci sarebbero disordini o ribellioni. A questo punto l'ultimo passaggio per rivitalizzare il consenso verso gli Stati Uniti d'Europa è ovviamente la modifica delle regole della banca centrale. E questo è il perno in questo momento della politica nazionale. Cioè il punto centrale che si dibatte continuamente è: andiamo a vincere le elezioni europee, vinte le elezioni europee cambiamo le regole. E questo è un fake dal punto di vista sempre giuridico colossale. Il Parlamento europeo non ha iniziativa legislativa, quindi ci può essere qualsiasi persona, anche il più sovranista dei sovranisti in Europa,
non può scrivere nessun tipo di riforma dei trattati. Quindi è assolutamente una bufala. Come si modificano i trattati? I trattati si modificano all'unanimità dei capi di Stato e la sede è il Consiglio europeo, che non è fermo in questi mesi. Ci sono state varie riunioni del Consiglio europeo, l'ultima si è svolta il 13 e 14 dicembre, Conte era presente e in quel contesto si è deciso di andare avanti verso l'unione politica. Si è fatto di più. L'ultimo punto all'attenzione di quel Consiglio europeo era mettere al bando il dissenso all'unione politica, dando mandato alla Commissione europea di creare regole, sempre giuridiche, per imbrigliare il dissenso. È uscita infatti un paio di giorni fa, non so se l'avete vista perché è passata sempre in sordina sull'ANSA, la notizia che la Commissione europea sta predisponendo effettivamente questo regolamento che andrà a punire ad esempio chi parla come me, cioè chi dice che la Repubblica Italiana è definitiva e non è possibile cancellarla per creare gli Stati Uniti d'Europa, diventerà un soggetto da punire anche penalmente. E questo è stato approvato al Consiglio europeo del 13-14 dicembre. Quindi quando vogliono agire e dove possono modificare le norme, lo fanno nel senso di cancellare sempre più la nostra sovranità nazionale. E questa è la rotta chiara, ormai indiscutibile, avete sentito prima anche le parole di ieri sera di Savona, non si scappa da questo discorso. Tra l'altro, ecco, qui torniamo all'ulteriore elemento, no? Di chi anche dice, vabbè, a me non me ne frega niente se abbiamo delle regole costituzionali che ci vietano tutto questo, d'altronde se cambiano le regole lo fanno per il nostro bene, staremo meglio. Nessuno a livello politico ha messo mai in discussione quella cosettina che si chiama dottrina dell'indipendenza della banca centrale. E questo è il punto centrale. Centrale perché il discrimine tra democrazia e dittatura è sull'indipendenza della banca centrale. Non è sul fatto che la banca centrale sia o meno prestatrice illimitata, è sul fatto che il Parlamento non può intervenire nelle scelte di politica economica e monetaria della banca centrale. L'indipendenza della banca centrale significa che la banca centrale, ed è così codificata nei trattati europei, non può neppure prendere consigli dai parlamenti nazionali, né dal Parlamento europeo. Questo nessuno lo mette in discussione, perché se anche ci fosse un minimo di buona fede nella creazione di un progetto di Stati Uniti d'Europa, ovviamente sarebbe indispensabile mettere il controllo della moneta in mano alla democrazia. E qui di nuovo dobbiamo fare una riflessione. Ogni legge che noi attuiamo determina dei costi. Se io voglio alzare le pensioni minime ho una spesa, se io voglio assumere i disoccupati ho una spesa. La banca centrale che diventa prestatrice illimitata è una banca che potrebbe decidere di finanziarmi questa spesa, d'accordo? Ma se la banca centrale è indipendente è lei che sceglie quali politiche noi possiamo portare avanti e quali non possiamo portare avanti. Quindi la sovranità legislativa in definitiva chi ce l'ha? La banca centrale. E questo è assolutamente un aspetto chiave, non si può parlare di democrazia anche a livello europeo senza una banca centrale sotto il controllo della democrazia. E questo è uno dei punti poi di dibattito più feroce da parte degli ideologi del liberismo. Io ricordo Einaudi, per esempio, che era uno dei più avversi all'idea che il popolo potesse avere la sovranità monetaria, perché dice se il popolo ha la sovranità monetaria usa male i suoi soldi. Quindi fondamentalmente noi saremo tutti quanti una massa di deficienti e dobbiamo essere perennemente commissariati perché il potere di mettere moneta è un potere troppo forte. In realtà un meccanismo democratico è l'unico in grado di controllare questo potere, perché se questo potere è in mano al despota illuminato potremmo anche stare un minimo bene, ma normalmente vale quello che diceva prima Soros, cioè se io ho un potere lo uso per il mio interesse e il mio interesse non coincide con quello delle altre persone. In una democrazia invece, se c'è un passaggio parlamentare, è ovvio che ci sono comunque dei problemi o delle imperfezioni perché noi come esseri umani siamo imperfetti, ma certamente almeno abbiamo un controllo. Cioè se una classe politica usa male la sovranità monetaria, e che significa usarla male?
significa immettere troppa moneta nell'economia fino al punto da creare una spinta inflattiva eccessiva. Ma a quel punto, se dobbiamo girare con le carriole, forse rimanderemo a casa, non arriveremo a questo livello. Quindi l'unico controllo possibile è di carattere democratico. Peraltro quella delle carriole è una fandonia. Cioè noi oggi abbiamo livelli di disoccupazione fondamentalmente mai visti. È impensabile avere spinte inflattive fino alla piena occupazione. È impensabile. Poi è chiaro che se arrivati alla piena occupazione noi cominciamo a buttare moneta a pioggia, il problema si pone. Ma perché si pone? In definitiva l'inflazione è un aspetto economico di una questione che è puramente sociale. Cioè il concetto è, se io ho troppi soldi, perché al mattino devo andare a lavoro? Solo questo. Cioè il panettiere che deve alzarsi alle 4 del mattino, se ha un potere d'acquisto di 5 milioni di euro attuali, perché dovrebbe andare a lavorare? Magari ci sarà quell'innamorato di quel lavoro, ma non ci va. È questo che crea la spirale di crescita dei prezzi, perché la gente a quel punto, ovviamente, avendo grande disponibilità di moneta, non è più disposta a lavorare alla stessa cifra. Questo è il concetto di fondo. Se in uno stato a economia chiusa prendessimo reato l'aumento dell'inflazione, quindi diciamo che se uno alza i prezzi, io ti mando in carcere, fine del problema, avrei comunque la stessa difficoltà, perché le persone non andrebbero a lavorare, in ogni caso, non alzerebbero i prezzi perché non lo possono fare, ma non andrebbero a lavorare. Se nessuno lavora, la società va a ramengo. Ci troviamo nella situazione attuale, con le buche nelle strade, il territorio che collassa, nessuno in grado di costruire le case, perché oggi noi con questo modello viviamo sopra le nostre possibilità, perché teniamo mezzo paese disoccupato. E questo di nuovo dovrebbe essere un concetto assolutamente banale. Uno Stato che ha bisogno di tutto dice: quanti lavoratori ho disponibili? Sono 6 milioni? Me li prendo tutti. È molto semplice, è molto banale, non succederebbe nulla di astratto. E se io li pago, non creo nessuna spinta inflattiva. Nessuna spinta inflattiva. Perché semplicemente questa gente oggi non aveva assolutamente nulla. Ecco, tutto questo, quindi, non viene minimamente preso in considerazione in Europa, dove addirittura codificano il tasso strutturale di disoccupazione. Cioè ci dicono sotto quale livello la disoccupazione non deve scendere, per che cosa? Per la stabilità dei prezzi, che non è non avere spinte inflattive eccessive, significa avere inflazione zero. E anche qui serve una riflessione immediata. Inflazione zero a chi serve? A noi no. A noi serve un'inflazione fisiologica che è legata al raggiungimento della piena occupazione. Quindi i prezzi un pochino devono salire e tutti dobbiamo lavorare. Tra l'altro ha anche un effetto benefico, perché fondamentalmente l'inflazione redistribuisce ricchezza, quindi non ci sono problemi particolari. Invece Soros, che volesse speculare in Italia, come ha fatto ad esempio negli anni 90, avrebbe un grosso problema se ci fossero spinte inflattive eccessive, perché lui diventa povero in 2 secondi. Cioè il problema della stabilità dei prezzi è la pistola fumante che fa capire chi li ha scritti i trattati. Cioè li ha scritti chi non pensava minimamente di interessarsi di economia reale, ma voleva occuparsi soltanto di finanza e speculazione, e attraverso questo potere economico e finanziario controllare gli stati. E anche qui ogni volta controllare gli stati complottismo. Allora complottismo per complottismo, il più complottista di tutti nella scorsa legislatura è stato il ministro Orlando, cioè un ministro PD, il più complottista di tutti, che nel 2016 alla festa del Fatto Quotidiano ha detto: ormai ci sono poteri sovranazionali di natura economica, non democratici, in grado di mettere il Parlamento di fronte al fatto compiuto. E ha fatto un esempio: l'inserimento del pareggio in bilancio in Costituzione, che non fu fatto perché a un certo punto il dibattito parlamentare portò a questa scelta, fu fatto dietro il ricatto della Banca Centrale Europea, cioè di quell'entità indipendente che ha la sovranità monetaria, che ti dice: o tu fai questa riforma costituzionale o io chiudo i rubinetti, e se io chiudo i rubinetti non ci sono gli soldi per gli stipendi alla fine del mese. E questo è il ricatto centrale che hanno portato avanti la crisi dello spread. Questo è stato: a un certo punto la banca centrale non acquista i titoli di Stato, il paese va sotto pressione perché non ha più soldi, e questa è l'arma centrale. Allora, e qui torniamo al discorso che stavo facendo,
Cioè, è credibile una classe politica che mi parla degli Stati Uniti d'Europa e non mi mette al centro il controllo della banca centrale da parte del Parlamento europeo? Già solo questo sei completamente fuori di testa, ignorante, oppure molto banalmente sei in malafede. E di nuovo la nostra Costituzione, così intanto ricordiamocela cosa direbbe, l'articolo 47, la Repubblica disciplina, coordina e controlla il credito. Ma non serve il miglior giurista della terra per capire che se la banca centrale è indipendente, la Repubblica non disciplina, coordina e controlla alcunché. È la banca centrale che disciplina, coordina e controlla la Repubblica, decidendo cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Quindi il controllo democratico della banca centrale dovrebbe essere al centro e nessuno lo fa. Ma basterebbe, perché questo è l'altro aspetto, sempre bypassando l'ostacolo giuridico che nei fatti è insormontabile nel nostro ordinamento, cioè chiunque volesse creare gli Stati Uniti d'Europa, anche volesse fare la banca centrale dipendente dal Parlamento europeo, sarebbe comunque eversivo per il nostro ordinamento e stante la forma repubblicana, la definitività della forma repubblicana. Ma appunto, anche se questo non ci fosse, noi andassimo avanti e creassimo una banca centrale effettivamente dipendente dal Parlamento europeo, noi avremmo risolto i nostri problemi? Riusciremo a tenere a bada la finanza internazionale? No, è impossibile. Perché è impossibile? E qui di nuovo bisogna fare un ragionamento non così facile, molto controintuitivo, ma i nostri avversari lo facevano già nell'Ottocento. Von Hayek, uno dei principali avversari di Keynes in particolare, lo aveva chiarissimo. Cioè aveva chiarissimo il fatto che se si mettono insieme paesi diversi, con culture diverse, lingue diverse, questi paesi non riescono a esercitare la sovranità come potrebbe fare un singolo Stato dotato di identità culturale unica. Perché a quel punto mettersi d'accordo diventa complicato. Cioè se noi vogliamo impedire, non so, a JP Morgan di fare determinate azioni in Europa, è dura mettersi d'accordo contemporaneamente con francesi, spagnoli, tedeschi e tutti gli altri. Non riusciamo ad arrivare alle maggioranze. La logica federale, infatti, era desiderata dal potere economico perché in quel modo, comunque, la sovranità che veniva fuori non era l'equivalente di quella nazionale. Quindi la sovranità di più stati diversi, uniti insieme, è una sovranità molto debole, non palpabile. E questa sovranità, quindi, è facilmente superabile dai rapporti di forza. E questo è esattamente quello che si sta facendo. Quindi si conferma questa linea. Con questa linea chiaramente non si pensa neanche lontanamente di avere una banca centrale dipendente dal Parlamento europeo e in più soprattutto non si discute uno dei dogmi dei trattati che è il divieto di intervento dello Stato in economia. Cioè i trattati proprio espressamente vietano allo Stato qualsiasi tipo di intervento. Noi abbiamo una Costituzione che prevede addirittura gli espropri di pubblica utilità, che prevede l'intervento dello Stato per interesse pubblico, i limiti alla proprietà privata, la funzione sociale della proprietà, e i trattati vietano tutto questo. E anche qui il discorso degli Stati Uniti d'Europa è per loro prioritario e fondamentale per levarsi dalle scatole, una volta per tutte, alcune delle costituzioni continentali che potrebbero mettergli i bastoni tra le ruote. Perché se oggi ci fosse qualche magistrato che avesse compreso un minimo queste dinamiche, non potrebbe fare altro che fermarle. La comprensione non c'è in questo momento, o perlomeno non c'è da parte di chi avrebbe facoltà di intervento, però loro ne hanno sempre paura. E quando appunto vi citavo prima le richieste di JP Morgan di cambiare la Costituzione, JP Morgan era focalizzata sul fatto che la nostra Costituzione era troppo socialista e quindi diventava un pericolo, una minaccia per il potere economico. Creare gli Stati Uniti d'Europa significa invece necessariamente abrogare le Costituzioni nazionali. E avevano già provato a farlo. La Costituzione europea fallì per il voto contrario di Francia e Olanda. Dopo il fallimento della Costituzione europea è partita la crisi, perché da lì in poi hanno calcato la mano per cercare di convincerci a dire sì dove prima avevamo detto di no. E il punto centrale della Costituzione europea qual era? Sovraordinare il diritto europeo alle norme nazionali e quindi mettere fine a quel diverso assetto che ora abbiamo, perché oggi la nostra Corte Costituzionale, lo ha ribadito anche nel 2014 per l'ultima volta,
dice chiaro e tondo che i principi fondamentali del nostro ordinamento e i diritti inalienabili dell'uomo prevalgono anche sulle norme europee. E tra i principi fondamentali c'è anche l'articolo 1, ovvero l'appartenenza della sovranità al popolo, che è quel nostro popolo, il popolo italiano, che sul territorio italiano è padrone. Non è nulla di razzista o di xenofobo dire una cosa del genere. Significa semplicemente che le decisioni che riguardano il nostro territorio le prendiamo noi. Con invece l'Europa unita, se io volessi prendere qualsiasi decisione sul mio territorio, dovrei sempre per forza accordarmi con degli altri. E sarebbe comunque sia una grande difficoltà che il potere economico potrebbe chiaramente sfruttare facilmente. E ancora, sul senso di questa Europa ci sono le parole di Mattarella, recenti anche queste, poi vabbè lui nel 2016 fece di peggio, forse ve l'avevo raccontato per chi c'era già alla conferenza di giugno, nel 2016 Mattarella invitò addirittura al Quirinale gli esponenti della Commissione trilaterale. Elogiò la funzione della Commissione trilaterale affermando che era giusto che le decisioni che poi influenzano i politici fossero prese a porte chiuse in questi ambiti, quindi la negazione completa di ogni logica democratica. E di recente ne ha detta un'altra che secondo me è una perla ma fa anche venire i brividi per quello che sottende. Lui ha detto che l'Europa unita è indispensabile perché dobbiamo vincere la battaglia globale. Cioè la sua idea è avere un'Europa unita per sconfiggere in ambito economico e commerciale paesi come Russia e Cina. Ma la sola idea che noi ci mettiamo in testa di sconfiggere qualcun altro significa che noi vogliamo avere benessere creando malessere su di te. Questo significa competere sulle esportazioni, perché ve l'ho detto prima, non importiamo con i marziani, non commerciamo con loro. Quindi se io punto su queste politiche lo faccio a tuo discapito. Ma allora questo porta al conflitto. Quindi la posizione di Mattarella a livello europeo è, in ambito europeo, fortemente nazionalista, fortemente imperialista. La posizione autarchica, invece, keynesiana, quella che viene spacciata per aggressiva nazionalista, è quella che dice che ogni singolo Stato si fa i fatti propri. Cioè io produco per i miei cittadini, cerco il benessere nel mio Stato. Con gli altri Stati coopero, trovo accordi di interesse collettivo, nel rispetto poi anche lì di quello che dice l'articolo 11 della nostra Costituzione, che ricordiamocelo consente alle limitazioni di sovranità in condizioni di parità per aderire a organismi che assicurino la pace e la giustizia. Ma limitazioni, mica cessioni. E che vuol dire limitare la sovranità? Banalmente, se io voglio fare un trattato internazionale in cui limito le emissioni inquinanti, faccio una cosa perfettamente lecita. Perché? È chiaro che contengo l'esercizio di un potere sovrano, perché dovrò legiferare in modo che le mie fabbriche non eccedano in emissioni inquinanti, ma lo faccio perché gli effetti di questo potere travalicano i confini nazionali, perché l'inquinamento riguarda tutti. Ma non è che a quel punto, per gestire un inquinamento eccessivo, io dico, caro mio, cara Angela Merkel, da domani decidi tu delle mie industrie. Questa è una cessione di sovranità. Cioè la differenza è netta. La nostra sovranità, è scritto nel progetto di Costituzione, deve essere incondizionata e incondizionabile sul piano interno. Sul piano interno. Poi è chiaro che sono disposto ad accordarmi quando una mia decisione, appunto, travalica i confini nazionali. E non c'è nulla di strano in questo, e non c'è nulla che può portare al conflitto. Specie oggi, in un mondo dove comunque la tecnologia è tale da non essere più neppure dipendenti da determinate materie prime. Vi dicevo prima Keynes che negli anni 30 diceva che tutto poteva essere prodotto ovunque, ma Keynes andava anche oltre, diceva esattamente quello che doveva circolare e quello che non doveva circolare in un sistema internazionale sano. La tecnologia dovrebbe circolare liberamente, per esempio. Oggi perché la tecnologia non circola liberamente? Tecnologia ovviamente civile, non bellica. Perché non circola? Perché i principali brevetti sono in mano ai privati. E quindi il privato vuole vendere il suo prodotto anche fuori dalla sua nazione e quindi c'è competizione. Se non ci fosse questo tipo di approccio sovranazionale, quindi non ci fosse questo interscambio e ogni azienda producesse per il suo paese, lo scambio di tecnologia non danneggerebbe nessuno, perché non ci sarebbe competizione tra aziende di un paese e dell'altro. E questo avvicinerebbe la pace o il conflitto a livello globale? Avvicinerebbe la pace. Vi ho già detto del divieto assoluto di circolazione dei capitali, era chiarissimo in questo. Merci, sì, possono circolare, ma quali?
le merci voluttuarie e non in grado di incidere in modo pesante su un paese vicino. Quindi, se banalmente, vi faccio un esempio, se io produco Ferrari e sono un'eccellenza che piacciono anche i francesi, non c'è problema in questo caso ad esportare, perché non è che se vendo 100 Ferrari in Francia creo disoccupazione in quel paese e distruggo il settore auto di quel paese, perché è un prodotto appunto voluttuario, di nicchia, non essenziale, e quindi in questo caso le merci possono anche circolare. Se si tratta di prodotti voluttuari, la libera circolazione significa di nuovo porsi in conflitto. Questi sono aspetti assolutamente centrali da comprendere, che oggi ci sembrano rivoluzionari perché chiaramente ci hanno inculcato che se circolano le merci non si muovono i cannoni. Ed è una grande fandonia, e voglio chiudere proprio leggendovi le parole di Keynes su questo. Vediamo se le trovo al volo. Voglio proprio leggervi un passo suo che è più interessante di come lo posso spiegare io, decisamente. Ma sì, un commento lo faccio al volo mentre cerchi. Il tuo essere fautore dell'applicazione integrale della Costituzione l'hai spiegato benissimo, sia tra le righe che poi nello specifico parlando di articoli della Costituzione. Se non l'avessi fatto tu ti avrei imboccato sull'articolo 11 che viene citato spessissimo a sproposito, no? sulle limitazioni di sovranità, tra l'altro con un riferimento che per il Costituente non è assolutamente alla situazione attuale, ma semmai all'ONU nascente, sulla roba felice che rinasceva sulle ceneri della Società delle Nazioni, già fallita, si voleva ritentare col mondo nuovo, ma hai proprio usato sempre a sproposito questo argomento, ma tu l'avevi già demolito prima, quindi c'era anche poco da dire. Come cambiano le cose? Il Costituente, quando stabiliva certi principi, uno pensa sempre al segno politico, ma quella cultura comunque ci appartiene, cioè non dobbiamo stare a vedere l'esito della seconda guerra mondiale, chi l'ha scritta, no, ma la cultura giuridica di riferimento è quella a cui noi ancora facciamo riferimento, perché quella Costituzione è figlia anche di altro che preesisteva e che noi non rinneghiamo, siamo noi i veri applicatori e fautori. E fa ridere quando qualcuno ci vorrebbe fuori dalla Costituzione, e sono proprio coloro che la stanno uccidendo. Ti ripasso là e poi... Questo è uno dei grandi paradossi, che io ho scelto Casa Pound perché è il partito, l'unico partito in questo momento che agisce in difesa e in applicazione della Costituzione, quindi che sia un paradosso o non un paradosso, questo è. Tutti gli altri partiti oggi vogliono gli Stati Uniti d'Europa, tutti. Poi si dividono su altri temi, magari discutono sui migranti, che è anche un modo per creare una contrapposizione politica fittizia, ma sui temi purtroppo chiave di interesse del potere economico sono tutti d'accordo, tutti per l'Europa diversa, tutti per gli Stati Uniti d'Europa. Ma vi leggo quello che scriveva Keynes su questi temi, quindi direttamente da lui e non come ve lo posso aver spiegato io, proprio in Autarchia economica, testo del 1933. E lui collegava proprio questo discorso di autarchia al concetto di pace, mentre Mattarella dice che se non circolano le merci sicuramente ci spariamo uno con l'altro, no? Ecco, Keynes diceva: oggi noi siamo pacifisti con così vigorosa convinzione che se l'internazionalista economico riuscisse ad averla vinta su questo punto, in breve egli riotterrebbe la nostra adesione. Quindi lui stesso dice: se mi convincete che l'interconnessione economica è buona, io torno dalla vostra parte, se mi dimostrate che porta la pace ci torno. Ma oggi non pare ovvio che il concentrare gli sforzi di una nazione nella conquista del commercio estero, che la penetrazione dell'economia da parte di risorse, dell'influenza di capitalisti stranieri, e che una stretta dipendenza della nostra particolare vita economica dalle ondeggianti politiche economiche dei paesi stranieri siano salvaguardie e garanzie di pace internazionale. Alla luce delle esperienze e della prudenza è più facile giungere alla conclusione opposta. La protezione degli interessi esteri di un paese, la conquista di nuovi mercati, i progressi dell'imperialismo economico, poi di questo si tratta,
non sono che elementi difficilmente evitabili di uno schema che mira al massimo di specializzazione internazionale e alla massima diffusione geografica del capitale, senza riguardo a dove risieda il suo proprietario. Spesso opportune direttive economiche interne potrebbero essere adotte più facilmente se si potesse eliminare quel fenomeno conosciuto con il nome di fuga di capitali. La separazione tra la proprietà del capitale e la reale direzione dell'impresa è già una cosa preoccupante all'interno di un paese, dove come conseguenza della diffusione delle imprese in forma di società anonima, la proprietà è spezzettata tra innumerevoli individui che comprano le loro partecipazioni oggi e le rivendono domani, ma mancano totalmente di conoscenza come di responsabilità per quello di cui si sono momentaneamente resi proprietari. Cioè, quindi, come avviene oggi, no? Lui lo scrive negli anni 30. A questo punto oggi le azioni salgono e scendono mica perché quell'azienda sta vendendo di più o di meno, è solo in funzione della circolazione e della speculazione, quindi di guadagnare in rapide plusvalenze. Questo è diventato il mondo. E quindi a questa gente che comprano le azioni non gliene frega niente poi di come siano le reali prospettive economiche e quindi le conseguenze sociali gli sono assolutamente indifferenti. Ma quando il medesimo principio viene applicato su scala internazionale, esso nei tempi difficili diventa intollerabile. Io sono irresponsabile verso ciò che possiedo e quelli che amministrano ciò che possiedo sono irresponsabili verso di me. Ci può essere pure qualche formula di calcolo finanziario che dimostri essere vantaggiosa, che i miei risparmi vengano investiti in quella parte qualsiasi del mondo abitabile dove si ha la massima utilità marginale del capitale o il più alto saggio di interesse, ma le esperienze si accumulano a dimostrare che nelle relazioni tra gli uomini la lontananza tra proprietà e amministrazione è un male, suscettibile a lungo termine di generare tensioni e inimicizie che finiranno col distruggere il calcolo finanziario. Cioè, alla fine, anche ammettendo che determinate scelte possono essere economicamente vantaggiose, portano inevitabilmente al conflitto. E qui, compreso questo, è chiaro quale dovrebbe essere la linea politica, la sola linea politica possibile. L'uscita dall'euro non è un punto di arrivo, non lo è la precondizione per ripartire. Cioè l'exit è una precondizione per ricominciare a muoverci nella logica di tutelare gli interessi della collettività. Quindi non possiamo pensare che l'exit sia qualcosa da raggiungere con una strategia. L'exit è il primo passaggio, perché dentro l'euro non possiamo fare nulla. E in particolare cos'è che non possiamo fare? Non possiamo riappropriarci della nostra produzione, perché poi il punto centrale per tornare a essere uno Stato e per dare benessere ai nostri cittadini è gestire gli asset strategici di questa nazione, avere un piano industriale, avere una rotta, una direzione data dallo Stato nell'interesse collettivo. E oggi per fare questo significa prendere atto di quali sono i settori indispensabili della nostra vita, fondamentalmente energia, alimenti e salute, e a questo punto coordinarli e controllarli. Quindi uno Stato che dovrebbe procedere con massicce nazionalizzazioni, che si possono fare ma devono essere fatte salvo indennizzo. Allora a quel punto, se io devo dare indennizzi, è ovvio che devo avere la mia moneta, altrimenti oggi dentro le regole dell'euro questo non lo posso minimamente fare. Diventa impossibile, impensabile, perché all'interno delle regole dell'euro, se io volessi banalmente, l'avete visto, no? Nazionalizzare autostrade, dovrei decidere che cosa tagliare. Ovviamente questo governo non va minimamente in questa direzione, un piano industriale non è neppure stato concepito, ma soprattutto non l'abbiamo spiegato alla gente, perché oggi le persone si spaventerebbero se gli parlassimo di nazionalizzazioni su larga scala, perché non c'è nessuno sulle TV nazionali che menziona questi temi. Nessuno. Cioè non è pensabile arrivare al governo senza averne mai parlato e poi dire ora ci muoviamo per nazionalizzare questo o quest'altro settore. È assolutamente impossibile, perché non avresti neppure il consenso. Se oggi parli in questi termini ti dicono banalmente che sei comunista, perché l'idea soltanto di nazionalizzare è qualcosa di folle. Ma noi non parliamo mica di nazionalizzare il VAR, l'impresa anche grande, di carattere regionale o anche nazionale. Noi parliamo di nazionalizzare ciò che è di interesse strategico e travalica anche i confini nazionali. Ecco, in questi settori l'intervento dovrebbe essere completo. Nazionalizzazione completa del settore bancario, ma devono esistere banche private.
Una banca privata è per definizione un potere politico. Ecco, questa rotta che dobbiamo tracciare non è nell'agenda politica di nessun partito tranne Casa Pound e soprattutto non è nel dibattito. Manca completamente un dibattito su questi temi, c'è solo il concetto mainstream che dobbiamo liberalizzare tutto, dare libero sfogo al libero mercato, soltanto se lo Stato è fuori dall'economia si raggiunge il benessere massimo. Con lo Stato che si interessa di economia abbiamo visto 2 guerre e rischiamo di andare incontro alla terza guerra mondiale, perché poi se questi pazzi al potere arriveranno agli Stati Uniti d'Europa e useranno davvero la forza a questo punto economica e militare degli Stati Uniti d'Europa in chiave antirussa e anticinese, non c'è un'uscita, perché loro non accetteranno di diventare poveri per far diventare ricchi noi. Quindi o impostiamo i rapporti in ambito di cooperazione e solidarietà o alla fine finiremo con lo spararci. Vi ringrazio. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda all'avvocato Mori, benvenuto, se no diamo in chiusura. C'è qualcuno? Prego, anche il microfono. Solo una domanda, ma un paese come... Venite al microfono così. 2 domande, posso? Allora un paese come l'Ungheria, che ha fatto politiche che a noi sono anche simpatiche peraltro in tema di immigrazione anche economica, mi pare che abbia anche saldato il suo bilancio commerciale per rendersi più indipendente dalla pressione europea. Ma cosa ci sta a fare dentro l'Europa? Questa domanda. La seconda domanda, ma se l'Inghilterra allora decide di non arrivare a nessun accordo per l'uscita dall'Unione Europea, avendo propria moneta, che cosa succede? Niente, può andarsene via tranquillamente, fischiandone tutti i trattati che ha, potrebbe farlo anche la forza. Dietro c'è anche l'America di Trump che... Ho finito, grazie. Allora, la Gran Bretagna sì, potrebbe staccarsi, andarsene per i fatti suoi, è più facile per lei perché ha già la sua moneta, però non può andarsene senza un piano industriale. Cioè il problema di fondo è che oggi l'economia della Gran Bretagna è interconnessa come tutte le altre, quindi il panico che hanno in un concetto che hanno profondamente liberista è quello di dover fare interventi in economia da parte dello Stato. Non sono disposti a farli e quindi la Brexit non ci sarà. Non ci sarà nessuna Brexit, io ve lo dico da quando c'è stato il referendum, che la Brexit non ci sarà mai. Mai assolutamente, perché la Gran Bretagna è totalmente sotto il controllo del potere economico. I partiti al governo in Gran Bretagna sono lì perché sono finanziati dallo stesso potere economico. Quindi il referendum, forse anche lì, un po' come era successo in Grecia, non si aspettavano di vincerlo e a questo punto stanno cercando di tirar fuori tutte le scuse possibili per andare a fare un nuovo referendum e quindi poi per non aderire a quello che avrebbero voluto fare. Ormai la rotta è tracciata, a mio avviso, insomma, purtroppo. Era quello che volevi chiedere. E l'altra domanda era invece... L'Ungheria, ecco. Allora, l'Ungheria sicuramente ha fatto delle politiche che ci sono simpatiche, ha la sua sovranità monetaria, il problema di fondo è che non si stacca, come dicevi correttamente tu, e questo fa pensare che anche l'Ungheria strizzerà l'occhio al progetto degli Stati Uniti d'Europa e quindi che alla fine poi il sovranismo anche di Orban si rivelerà un poco di paglia. Questa è un'altra mia paura. Io spero sempre che qualche Stato si stacchi, perché ci vuole qualcuno nel mondo, io sognerei che fosse l'Italia a farlo, ma che possa dare un po' dell'esempio, perché ci vuole qualcuno che cominci a ribellarsi, altrimenti andiamo allo schianto. Però non so cosa aspettarmi da parte dell'Ungheria, perché obiettivamente anche ora, quando c'è stato il problema del dibattito sul deficit italiano, l'Ungheria si è schierata con Bruxelles, quindi qualcosa di assolutamente preoccupante, ecco. C'è ancora una domanda? Ma allora volevo capire un attimo, visto che qualche giorno fa c'è stato il trattato di Aquisgrana, quindi questo rinsaldamento di un potere che di fatto c'è già stato e che qualcuno vede come, io ho visto che ci si divide tra quelli che pensano che
sia un po' il canto del cisne, diciamo, dell'Unione Europea, e sono quelli che diciamo adesso aspettano il passare degli eventi per poter sperare che l'Unione Europea imploda. E invece l'altra parte è quella che pensa che sia un'accelerata, ecco, diciamo, nel progetto che Marco Mori ha appena illustrato, e volevo capire bene che scenari abbiamo di fronte. Grazie. Ti ringrazio, assolutamente di attualità, ce l'ho qui il trattato tradotto in italiano e guardate, basta leggerlo per capire che strada hanno preso. Sono alcuni stralci che ho sottolineato. Allora, Francia e Germania sono desiderose di far convergere le loro economie e i loro modelli sociali. La stretta amicizia tra Francia e Germania è stata decisiva e rimane un elemento essenziale di un'Unione Europea unita, efficace, sovrana e forte. Approfondire la loro cooperazione nel campo della politica europea per promuovere l'unità, l'efficienza e la coesione dell'Europa. Impegnata a rispettare i principi, i diritti, le libertà, i valori fondanti dell'Unione Europea, quindi proprio più chiaro di così non potrebbero essere, riaffermando l'impegno dell'Unione Europea a favore del mercato globale aperto, quindi del liberismo. Per cui mi pare che il disegno sia chiaro. E ancora, articolo 1, quelle erano le premesse, subito quindi il primo articolo del trattato, l'obiettivo è rafforzare e approfondire l'unione economica e monetaria. Essi si sforzano di completare il mercato unico e si adoperano per costruire un'unione competitiva. Si consultano regolamenti a tutti i livelli per i grandi eventi europei. Non a caso, questo ne parlo diffusamente nel libro, i programmi di Francia e Germania sono per gli Stati Uniti d'Europa. Macron li ha lanciati alla Sorbona con un discorso famoso nel 2017, ora non mi dilungo, lo leggerete, e la Germania addirittura lo ha nel programma di governo. Sapete che c'è una larga coalizione al timone della Germania, il programma di governo è ovviamente per una ripartenza europea. Tra l'altro ovviamente parlano di unione politica. La Merkel già in dichiarazioni ma ben precedenti, 2012-2013, parlava espressamente di desiderio di creare gli Stati Uniti d'Europa, ma questo non è sorprendente, è ovvio. Quando ci dicono che la Germania ha fatto i suoi interessi in Europa è falso. Il popolo tedesco sta malissimo, la parte della Germania Est è stata massacrata, le esportazioni le hanno prese deflazionando i salari, distruggendo il tessuto sociale tedesco. Quindi la Germania è uno dei paesi che sta peggio. È soltanto il dato contabile che emerge, ma i soldi delle esportazioni sono nelle mani dei grandi gruppi, non sono nelle mani della povera gente. Non c'è un risparmio diffuso, altra parola di cui parla la nostra Costituzione, no? Che deve esserci risparmio ma diffuso, non risparmio di 2 o 3 persone, cioè risparmio in tutto il paese. Quindi perché la Germania ha fatto queste politiche? Le ha fatte perché erano politiche necessarie per creare quella situazione di tensione che poi doveva sfociare con gli Stati Uniti d'Europa. Oggi purtroppo siamo nell'incubo più assoluto perché non c'è nessuno che ha il coraggio di dire no, dobbiamo tornare stati indipendenti, e l'Europa dei popoli sarebbe questo, cioè stati indipendenti e sovrani con le loro monete che cooperano su settori chiave, ci mancherebbe, che si occupano in maniera solidale di determinati aspetti, ma ciascuno padrone a casa propria, perché se ciascuno non è padrone a casa propria va al conflitto, è inevitabile. Cioè se qualcuno ti mette i bastoni tra le ruote, viene nel tuo condominio e ti dice come devi tenere le pareti, è ovvio che ti incavoli. Quindi questo tipo di integrazione non è possibile. Poi magari se facciamo 5.000 anni di sviluppo con la tecnologia attuale, diamo benessere in ogni parte del mondo, forse verrà quasi naturale eliminare determinati confini, ma oggi è assolutamente impensabile, a meno che non vogliamo suicidarci. Lei ha appena citato il risparmio. Io volevo fare una domanda. La BCE con una nota alla fine 2017 fondamentalmente sta forzando le banche italiane con la svendita dei cosiddetti crediti deteriorati, la vicenda degli NPS. Inoltre, adesso che appunto lei ha citato anche Weidmann, che quasi certamente sostituirà Draghi alla guida della BCE, che più volte ha detto che non si fida della sostenibilità del debito italiano, sta puntando alle riserve auree dell'Italia. Ecco,
Lei come vede questo aspetto dello scenario, anche un'eventuale crisi, nuova crisi bancaria italiana? Guardate, il fatto stesso che le normative siano state chiamate unione bancaria faceva già capire dove volevano andare, no? Distruggere le banche medio-piccole e creare un unico cartello, sempre nella logica che il potere economico è feroce anche con se stesso, perché il principio è quello di concentrare tutto nelle mani di pochi, quindi scannano anche gruppi importanti ma più piccoli. Il senso dell'unione bancaria era questo. E altrettanto interessante il discorso del problema della sostenibilità del debito, ma su questo ci ha pensato di nuovo Paolo Savona. Paolo Savona, nella lettera di settembre, ha voluto assicurare i partner, come li chiamano loro, no? Europei, sul fatto che l'Italia rispetterà anche il parametro del 60% nel rapporto complessivo tra debito e PIL. Noi in questi anni siamo crepati soltanto rispettando uno dei parametri, il 3%. Oggi inasprito perché oggi ci chiedono anche di rispettare il 60% complessivo debito-PIL. Quindi vogliono che oltretutto questo stock di debito scenda. E allora Savona, preoccupato del fatto, e se ci diranno di no, ci hanno venduta, no, così, ma noi tanto le proposte gliele facciamo, loro ci dicono di no e usciamo dall'euro e dall'Unione Europea. Per non farci dire di no, ovviamente in totale accordo, insomma, non è pensabile che non si parlino prima, no? Savona ha messo tutto nero su bianco e scrive, questa è la lettera di settembre, mandata dalla Presidenza del Consiglio a firma Savona a Bruxelles. Se i timori dei Paesi membri creditori che ostacolano la definizione di una politica fiscale dovessero essere dovuti al rischio temuto da alcuni paesi di doversi accollare il debito altrui, esistono le soluzioni tecniche per garantire che ciò non avvenga. Si tratta di attivarle effettuando scelte politiche, come quella di concordare un piano di rimborsi a lunghissima scadenza ai tassi ufficiali praticati, fornendo una garanzia della BCE fino al rientro del parametro del 60% rispetto al PIL, cioè ci fanno il piano d'ammortamento, no? Di riduzione del nostro rapporto debito-PIL. In contropartita però, come quando chiedete un mutuo, vi chiedono delle garanzie, ed eccole qua. In contropartita di un'ipoteca sul gettito fiscale futuro o di proprietà pubbliche in caso di mancato rimborso di una o più rate. Cioè l'Italia propone, per rientrare da un parametro insensato e inesistente, perché il debito pubblico è il credito privato, quindi casomai la ricchezza dei cittadini, se puoi emettere la moneta, è chiaro che se io non la posso emettere diventa un debito reale. E allora per estinguere un qualcosa che va benissimo che esista, ma deve essere denominato nella tua moneta, questo propone di ipotecare le nostre tasse, cioè il frutto del nostro lavoro e i nostri beni pubblici. Giustamente ieri ha confessato che lui lo vuole distruggere il sovranismo, che non è un sovranista, non mi sembra il minimo. Il problema è che il pubblico non lo capisce. Io ho una marea di amici, gente che mi seguiva, che mi chiamava, conferenze e altro, che si ostinano a parlare di strategia, ma io a volte mi chiedo, ma li leggono gli atti ufficiali? Si fermano alla propaganda, ovviamente alle belle facce di alcuni soggetti che sui media rendono, d'altronde li hanno messi lì per questo, quindi mediaticamente forti, non ascoltano nulla, non guardano niente e fanno, ormai stiamo facendo come i topini del pifferaio magico, cioè andiamo verso il burrone condotti in questo modo. Però insomma queste cose qua sono assolutamente sconcertanti. C'è un ministro che propone di ipotecare il nostro patrimonio pubblico e non le nostre tasse future, ma non è un ministro, è un criminale. Va bene, direi che possiamo andare alla chiusura. Volevo solo ancora raccomandarvi, ormai l'avete sentito, quindi a maggior ragione per chi ancora non lo avesse, questo La morte della Repubblica, Marco Mori, edizione Altaforte, e grazie a tutti, buonasera.